riscordo surfataru, abitanti a Mazzarino, con lo treno dello sole s'avventura lo destino. Chi faceva a Mazzarino se travaglio non ce n'era, fece sciopero una volta e lo misero in galera. Una tana la sua casa, 4 ossa la moglie, e la fame lo cercava con le carte dello scieri. 7 figli alla moglie, 8 bocchi e 8 panzi, e lo cori un camione caricato di doglianzi. Dello Belgio invece ora travagliava giorno e notte, e alla moglie ci scriveva: non mangiate fave cotte, con le sordi che ricevi accatta robe e le lenzuola e le scarpe per le figlie per poter ir a scuola. Le mineri di Belgio, le mineri di carboni sono neri come sangue di dragoni. Dopo un anno di patiri finalmente si decisi: moglie mia piglia le robe, venitemi a sto paese. E partero madre e figli, salutarono Mazzarino, i parenti più d'appresso ci facevano festeno. Una valigia di cartone con la corda per traverso, nello pettolo caroso che succava a tempo perso. La cuvata con la chiocca, quando fu sopra lo treno, non sapeva se era in cielo o se toccava il terreno, e ogni tanto si fermava per tornare passeggeri, emigranti, surfatara, figli, pace e le mogli. Pace e maggio si presentano, le famiglie la sventura, le migranti una famiglia fanno dentro la vettura. Nome rosa scorda, lo paese Mazzarino, onne niente, onne amo, onne vuole lo destino. Quando venne la nottata, dopo Villa San Giovanni, una radio tascabile a divertire che ranni. Tutti sentono la radio, lava in mano un emigrante, le carose non hanno sonno, fanno l'occhio rannitanti. Rosa scorda, scuta e pensa, non lo sape che va trova, altra gente e nazioni, una storia tutta nuova. E la radio tascabile suona musica di ballo, un discorso di menestro e 1 minuto di intervallo. Dopo dette le notizie, era quasi mezzanotte, sono le ultime notizie, le notizie di la notte. La radio trasmette ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio, nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, un'esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato. Ci fu lampo di spavento che si coluciata a tutti. Rosa scordo sbarra l'occhi, fuoco e lacrime i sagliotti. La radio continua a trasmettere. I primi cadaveri riportati alla superficie dalla squadra di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime: Natale Fatta di Riesi, provincia di Caltanissetta; Francesco Tullotta di Villarosa, provincia di Enna; Alfio Calabrò di Agrigento; Salvatore Scordu. Terremoto, mio marito, grida e cianci, e le voci sangue e fuoco dentro agli occhi come lanci. Rosa scorda e sventurata, non è femmina, è madre, e le figlie sono orfani della madre e dello padre. Va lo treno!